Ben ritrovati dalla redazione. Il maltempo ieri sera ha colpito la zona di Caneva, Sacile, Bruniera e Fontana Fredda. Si è verificata una grandinata. Sui social sono circolate immagini di chicchi di grandine di dimensioni anche consistenti. Le squadre di protezione civile di Sacile e Bruniera non avrebbero ricevuto chiamate. Grandinata anche a Pordenone e Zoppola. Anche in quest'ultimo comune, come nell'area del Sacilese, è stata segnalata la caduta di chicche di grandine di dimensioni consistenti. Le chiamate ricevute dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Udine hanno riguardato la richiesta di intervento per rami e alberi caduti sulle strade nel Medio Friuli e nelle zone di Mortegliano e di Varmo. Ci sarebbe anche qualche mezzo rimasto coinvolto, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Vento particolarmente forte segnalato a Visco, Lestizza, Castions di Strada e Cervignano. Il temporale si è spostato rapidamente verso est, lasciando Udine attorno alle 23 ed arrivando sulla zona di Trieste. È ricoverato all'ospedale di Catinara in gravissime condizioni uno scooterista triestino che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria di Via Flavia di Stramare, poco dopo il centro commerciale Montedoro. Si tratta di un 47enne, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo. Non si esclude che possa aver avuto un malore che l'ha colto all'improvviso mentre stava guidando. Makar Malinowski risulta scomparso dal novembre dell'anno scorso e da allora di lui si sono completamente perse le tracce. Malinowski è uno studente del collegio del Mondo Unito di Duino, avendo frequentato il baccalaureato internazionale dal 2008 al 2010. Proprio il collegio ha diramato l'annuncio per chiedere una mano a chiunque nelle ricerche. L'ultimo contatto risale al 14 novembre del 2024 e il suo avvistamento è stato ad un indirizzo di Bangkok. Dopo l'esperienza a Duino è andato a studiare negli Stati Uniti al Ringling College of Art and Design a Sarasota, Florida. Prima di arrivare in Thailandia aveva viaggiato attraverso la Cina. C'è una nuova offerta per la Tirso, la fabbrica tessile ad alta tecnologia come Kevlar di Muggia a Trieste. Lo ha anticipato l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolin a margine di un incontro, ma secondo indiscrezioni l'offerta a cui fa riferimento l'assessore non sarebbe la sola e le altre realtà avrebbero manifestato il loro interesse. Se ne saprà di più sicuramente martedì prossimo a Roma, quando è stato convocato il tavolo ministeriale proprio per affrontare la crisi dello stabilimento. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano al confine con il Cadore sulla fascia orientale. Il caldo sarà meno afoso. Sulla costa al mattino Borino, che poi gira di brezza, temperature minime in pianura fra 20 e 23 gradi, massime fra 32 e 34, sulla costa minima fra 23 e 26, le massime fra 29 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.